Per la serie Sono troppo alto per, oggi siamo con lei. Yeah, Justin Dami, Alvin, let's go. Yeah. I'm in the whip with authority, looking like Skybri, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartiers. And the bitch deserve it, put in work for the money she earn it. Give me top every night lip service, never gotta block these hoes, she worth it. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente siamo al secondo episodio di Sono troppo alto per, in compagnia con Alec, che oggi ci ha permesso di salire sulla sua moto per appunto andare a vedere 1,95 m di uomo su questa bestia, una bestia prodotta dal 94 al 2002, correggimi se sbaglio, un'altezza selle di 770 mm, quindi pochissimo e non so cosa verrà fuori, non so. Ovviamente vale sempre la regola di chi non paga, e questo non lo diciamo nemmeno e questo è ovvio. E niente, partiamo, vediamo, proviamo già subito a montare. Allora, vabbè, ok. Non serve neanche tirare troppo sulla gamba perché va bene. Ho già male all'anca, ragazzi, Cercherò di non fare troppi commenti sulla moto in sé, perché di vlog che fanno questo ce ne sono un fottio, quindi ci andremo a focalizzare soprattutto su questo aspetto qua, perché è importante, è difficile per noi alti trovare una moto adatta a noi, però ci piace magari questo modello, il Monster, piuttosto che altro. Vi cercherò di dare un giudizio più oggettivo possibile su questo aspetto qua, che secondo me è molto importante. Vi voglio anche far vedere il suo proprietario 1,75 m, come sale, la postura, come ti trovi? Per la mia altezza questo modello è perfetto secondo me, quindi da 1,70 m a 1,80 m penso soddisfi un po' le esigenze di tutti, quindi il carico all'anteriore non è eccessivo, come invece potrebbe essere per Alessandro. Tocco perfettamente a terra con entrambi i piedi, io sono circa 1,75 m, dopodiché anche per chi è un po' più basso non dovrebbero esserci problemi, magari in punta o con un piede solo. È veramente una moto per partire che dà fiducia, ecco, soprattutto per chi non è 1,95 m, vero Ale? Ok, senza perdere altro tempo, mettiamoci il casco e proviamo sul campo questa moto. Allora, dopo un 150 raccomandazioni col casco in testa, siamo pronti per salire sul Ducatone. Ok, mi pare veramente di salire su un triciclo con 1,5 m di gamba, veramente zero fatica. Allora, capiamo un attimo, perché comunque parliamo di una vecchietta, una milfona, e quindi bisogna trattarla con cura. Siamo in folle, teniamo la frizione lo stesso. Perfetto, e siamo in moto. Allora, ho la gamba in bocca, il ginocchio in bocca, quindi devo stare un po' attento. Il freno posteriore non so se lo toccherò, se riuscirò a... Mettiamola prima. Capiamo. Porca puttana. Ok. Devo dire che sono bello attaccato al serbatoio frontalmente. Allora, il freno posteriore è impossibile prenderlo. Ho il tallone veramente piegato. Siccome in questa posizione ora di qualche chilometro, secondo me faccio la muffa alle ginocchia. Ci troviamo all'Abbazia di Praglia a Padova, una fantastica location per fare questo video, ma concentriamoci ora sulla moto. Comunque devo dire che sei bello, mi sento comodo, non sto male. Le gambe sono belle attaccate al serbatoio, mi sento sicuro. Alla sella è un po' scivolosa, ma va bene. Il serbatoio lo sento bello presente, ecco.
Sì, la posizione non è scomodissima, ho i talloni praticamente appoggiati sulle pedivelle pedane, però questo secondo me è un po' un classico per noi. Sarebbe bello, interessante poter fare qualche curva. Adesso testiamo un attimino la moto, ha un sound comunque molto molto carino con questi scarichi Ducati Performance in carbonio. Andiamo avanti, noi non diciamogli niente, dopo si vedrà tutto nel video. Allora, coi piedi appoggiati, cioè non so se riuscite a vedere come sono messo, cioè veramente tocco le pedane col ginocchio. La cambiata non è, devo dire che non è male, cioè ce l'ho là la leva della frizione. Vediamo il freno riesco a frenare. Sicuramente in curva potrebbe essere un po' più difficile. Braccia belle stese, busto eretto. Sapete che sì, allora sicuramente non la consiglio per gente alta come me, però sull'1,80 fosse anche qualcosa in più, la moto da fare il giretto la domenica, devo dire che può essere una buona moto, ecco. Non pensavo peggio, ragazzi, pensavo peggio. Intanto Alec qua che riprende, facciamo l'ultimo giretto per alcune considerazioni finali. 770 mm di sella, altezza sella. Non vorrei dire una cazzata, avrò qualcosa in più io, dopo ho rifatto la sella, e sicuramente quello aiuta. Comunque devo dire che sono sorpreso comunque della postura con cui sono su questa moto. Mi sento veramente a mio agio per quel poco che riesco a provarla, mi sento tutto sommato a mio agio. Ora torniamo su e consegniamo il Ducatino ad Alec. Sentite il sound. Oh sì, belli accaldati, concludiamo il video. Ringrazio ancora Alec per l'opportunità di aver portato questa bestiolina, questa milfona, come chiamiamola con il suo nome, perché effettivamente ha quasi 25 anni ormai. 20. E niente ragazzi, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate di questa moto, se avete qualcosa di simile o siete più bassi, più alti, quello che volete, e noi ci vediamo al prossimo video della serie Sono troppo alto per, e un saluto da Road to Nowhere. Ciao!